Allora, stavate per fare il colpaccio e poi ho visto questo secondo tempo Così e così. così così, vero? Vero, un buon primo tempo fatto Sì. bene e dopo, come spesso succede nel calcio, quando sei in superiorità o si cala un po' l'attenzione o gli altri si caricano un po' di più, abbiamo fatto fatica e secondo me siamo stati polli nel gol perché non Non possiamo... si può prendere. Esatto, un Sì. gol così. Posso fare i complimenti a loro comunque che non hanno mai mollato perché in 10 non hanno mai mollato e secondo me sono un'ottima squadra. E io dico comunque bravi i miei ragazzi perché un punto qua è sempre un punto importante. Ho fatto la stessa considerazione dicendo poi ad inizio telecronaca, ho detto che siete una squadra da prendere, io ti avevo già visto a Mansuè dove avevate chiuso il Porto Mansuè, qui siete riusciti nel primo tempo come dicevi, poi il secondo tempo un po' così. Come mai non giocava Merlo, aveva problemi? No, 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 è una sì. scelta, sì, sì. Però bene anche Giacomazzo, lì Sì, davanti. sì, secondo me sia Giacomazzo, sia Basso, sia Merlo sono tre ragazzi che possono far bene, cioè, sarà il periodo che gioca più uno, più l'altro, l'importante è che loro capiscono Sì. che chi gioca deve dare il massimo. Dopo, se Stefano la domenica gioca l'altro, nessun problema.